Celebriamo la giornata profumo di mosto a San Martino, perché di solito c'era un vecchio detto, no, che a San Martino, no, si aveva già i primi vini. Ecco, non a caso nelle aree che si fa il novello viene presentato in questi giorni. Ecco, nel mondo dell'Ambrusco il novello tra virgolette non esiste, perché è già un vino giovane e quindi i primi vini li avremo tra una quindicina di giorni, ecco, quindi ritardiamo rispetto a San Martino di una quindicina di giorni, ecco. San Martino è anche una giornata particolare per il mondo agricolo in generale, perché andando nel passato San Martino era il termine dell'annata agraria, ma era anche magari anche una giornata un po' di dispiaceri, perché magari qualcuno doveva lasciare il fondo, no? Magari specialmente gli affittuari, andiamo in tempi molto indietro, ecco, da questo punto di vista. Oggi è una giornata di festa, nel senso che noi facciamo cantine aperte, quindi l'apertura straordinaria della cantina durante questo evento, e durante questa giornata abbiamo, si suol dire, messo in calendario di diverse cose, mantenendo però dei punti fissi. La pigiatura oggi che ci sarà è sicuramente una tradizione, che è la pigiatura ovviamente fatta coi piedi, con i bambini. Quest'anno pigeranno l'uva che hanno raccolto il 20 di settembre, quando abbiamo fatto la giornata di vendemmia noi in campagna, e quindi è anche un leitmotiv per farla poi continuare, e continuerà poi al 21 di dicembre, quando andremo a consegnare poi le etichette che hanno disegnato i bambini, e quindi andiamo a consegnare una bottiglia, no, dedicata proprio con l'etichetta che loro hanno fatto. Quindi giornate abbastanza importanti, molto ricche anche di promozione del nostro territorio, perché comunque abbiamo sempre la presenza di alcuni produttori storici, ma comunque che danno sempre delle novità, e che portano chi viene qua in cantina a avere sempre qualcosa di nuovo, di diverso. Poi noi proponiamo sempre qualcosa di diverso. Oggi siamo stati, direi, nella tradizione, ma mettendo anche un po' di innovazione anche nel pranzo che abbiamo fatto, e quindi facendo un po' delle inflessioni nostre, quindi con proprio tipica autunnale, ma facendo anche delle inflessioni in altre regioni come la Sardegna o come il Trentino Alto Adige. Quindi è un modo nuovo anche di presentare i nostri prodotti, e siamo anche molto contenti perché abbiamo diversa gente che oggi è venuta anche da molto lontano, e ci sono famiglie intere che passano una giornata qua a Quistello, ecco, quindi fa piacere per noi, fa piacere anche per il nostro territorio, per la nostra area, ecco.